ho telefonato una volta. chiamate? Ha detto vuoi venire? Ho fatto il rito. Nobili di Conte. E questi sei Francescana di Conte. Viva il re! Questa l'hanno aggiunta e queste faranno adesso. Comunque deve essere molto bello al castello. Guardala! Al castello deve essere bello. Guardala! Guarda! Beh, cantate, soffermate. No, la devi guardare da là. Eccoli gli altri cavalli. Ci hanno ridotto a un piccolo numero, perché prima con Federico II eravamo 60.000 abitanti, poi con l'istruzione dei Saraceni i confini della città sono ridotti, non so se mi senti dire Martina! Vedi Giorgia? erano le mura delle Sono i cantori Molto lungo, quest'anno è ancora più lungo, vero Teo? È ancora più lungo quest'anno. della Guardia Imperiale Tu sei balestrieri, quando non la fanno giochi. questa caratteristica del Federico II di faceva parte della Guardia Imperiale, poi facevano i tende da campo, li esportavano in tutto il mondo, quindi Vocera era proprio il fulcro. veramente che abbiamo una storia era ricca. Sì. Ha la posizione strategica. Deve essere quella che Io vorrei vedere un po' tutti i camminamenti sotto Lucera, che ancora non vengono riportati da noi. Anzi, molti sono diroccati. Poi se devo dire che devono fare il ponte levatoio, devono sì, quando eravamo piccoli, sì, sì, quando eravate al castello. No, perché ci sono, no, non me lo ricordo perché le fotografie storiche si vede proprio da sotto quando vai su, visto da sotto
infatti, però è. È sempre un tuo omaggio. Oggi comunque, se la telecamera che tiene un omaggio. Ma quale? Daniele, dove sta? Ma sta facendo bene. Ci vanno una cornetta. Poi con Daniele e Michele. Queste stante qua stiamo davanti alla porta. A voi gli sbandieratori federiciani.
fa un video bello. È dal 1991 che l'associazione degli sbandieratori di Federicani di Lucera partecipa a questa storica rievocazione. Nel frattempo il gruppo ha risposto grandissimi consensi in tutta Italia, facendo conoscere il nome di Lucera anche all'estero, partecipando ai festeggiamenti per il Trattato di Maastricht, in Germania a Monaco di Baviera e recentemente in Francia a Villefranche, dove ha vinto il premio come miglior gruppo e per i migliori costumi. Grazie!
una bellissima rievocazione storica che farà sicuramente parlare di sé. Comunque salutiamo ancora gli amici che stanno lasciando questo meraviglioso palco realizzato all'interno di questa meravigliosa struttura. Ciao, vedrete per televisione. Sì.